la prima cosa, cioè, che mi veniva in testa in campagna, nota bene, le facevo con la terra, riproponevo tutte queste architetture e pensavo a questi popoli che manifestavano con la loro genialità. Sì, prima delle colore non c'era. Diciamo la loro capacità la capacità di un popolo che ti posso dire, manifestare la loro grandezza. Di manifestare la grandezza.
mare per te rappresenta qualcosa di molto importante. Il tuo blu, il colore, è il colore del mare, quello dei tuoi quadri, o è un blu che invece è l'astrazione anche di ciò che il mare rappresenta? Ma sicuramente quando si vive in un territorio si assimila a quello che è circostante. Questo è il DNA di un individuo, secondo me. Non mi sono mai messo questo problema. Il mare, secondo me, l'ho vissuto intensamente, ma allo stesso tempo avevo bisogno di attraversarlo, come ti ho detto. Cioè, questo mare è il mare della fanciullezza, no? Il mare del sì, ragazzo spensierato. certamente, sì. Lì lo vivi intensamente perché cioè, lo respiri come l'aria, è una cosa molto bella. È un mare che ti rende anche audace, no? Di solito i ragazzi, no, con il loro rapporto con il mare non ne hanno paura, e tu comunque di questo mare non ne hai avuto mai paura. Assolutamente. Non solo non ho avuto paura, era necessario attraversarlo. Cioè non puoi metterti il limite. Il limite non esiste. Se tu vuoi conoscere il tuo mare, hai bisogno di attraversarlo e conoscere gli altri mari. Esatto. Tu sei una persona speciale e questo tutti Grazie. noi che ti abbiamo conosciuto, ma questa tua specialità tu come la vivi? Cioè tu riconosci che questo dal punto Sì. di vista, ecco, anche dei tuoi incontri sono sempre stati Riconosco, ma straordinari. molto probabilmente io credo che sia dovuto al fatto della trasparenza nel rapporto. Cioè io non metto dei paletti davanti, quindi il mio rapporto è abbastanza trasparente e penso che sia facile comunicare. Di conseguenza vengono anche delle sorprese. Mi sono successe durante la mia vita di incontrare appunto personaggi che tu sai, molto importanti, e queste coincidenze che sono così strane, molto probabilmente non sono strane se sei disponibile, se hai la capacità di essere normale. Il tuo quadro, come nasce, come comincia e come Sì. arriva poi a essere quello che ci presenti? L'inizio è un progetto. Questo progetto, ovviamente per renderlo visivo, hai bisogno di una tecnica. Ma il progetto, scusami se ti interrompo, è un disegno? È un'idea, ovviamente, un'idea di uno spazio, e poi lo definisco un determinato spazio. Prima era una figura, non era esattamente, cioè una figura, era un simbolo, voglio dire. Sì. E questo simbolo doveva avere un mezzo tecnico da poterlo far leggere, cioè vale dire, e quindi ha bisogno della tecnica. E all'inizio erano dei metalli, cioè prendevo praticamente io dei metalli, li frantumavo a pezzi e veniva fuori queste forme diciamo che era bicolore, cioè la materia, questo alluminio, rame e ottone fungevano da colore. E poi lo sfondo, quindi la luce, e questo. Insomma, nel tempo e nell'evoluzione di questa cosa mi sono trovato con diverse tecniche, una questa dei metalli, dopodiché spattolamento e incisione a freddo, a caldo, incide la figura. I materiali sono, diciamo, più svariati, può essere plastica, nylon, fili di nylon che io recupero dalle saragaie del mare, come diciamo prima. Che ti servono per costruire questa texture, no? Sì, E per poi fare questa textura, questa specie di, come si chiama, e quindi i materiali sono più svariati e l'importante è che diano quell'effetto dovuto per carta, poterlo no? leggere. La Carta carta crespata, metalli, come dicevo prima. Tutto questo però sparisce, no? Diventa Sì, ti sparisce. ciò che è dentro. Serve per dare struttura. questa struttura e anche questi movimenti che io voglio. Ti dirò che poi è anche una cosa particolare, che alla fine, quando il risultato lo vedi alla fine. Finito il colore, può essere che poi non mi piace neanche. Ho visto pochi verdi, no? Il verde è un colore che non Sì, usi raramente. con frequenza, Sì. Conosco 2 o 3 opere. Eppure il verde lo vedo tutte le mattine. Esatto. Per dirti com'è strano, è una cosa incredibile. Quindi non è una questione di simbolo, è una questione, non lo so, sono io che sono fatto così, che vuoi che ti dica? Certo. È difficile spiegare. Le tue opere come si conservano nel tempo?
l'opera va vissuta e catalogata ovviamente, ma non è tanto il possesso della cosa. E se c'è qualcosa da dire sicuramente lo devi dire subito e deve essere catalogato perché è il momento, capisci? Quindi è, come dire, non è tanto molti comprano l'arte come investimento, ma l'arte va guardata per il momento storico, per tutto quello che ti circonda, come dire, non è un documento di un momento storico, diciamo così. Ecco. Comunque io posso dire che le tue opere mi pare che non invecchino. Io sì. L'artista sì, le opere no. Non lo so. Sei un Ti bel ringrazio, artista. ti ringrazio, sei molto gentile.